Buon pomeriggio, ben ritrovati dal telegiornale del Veneto. Ricorre oggi il giorno della memoria perché il 27 gennaio del 1945 i soldati sovietici del primo fronte ucraino entravano nel campo di sterminio di Auschwitz squarciando il velo sugli orrori della Shoah. Iniziative diffuse in tutta la regione, itinerario della memoria al Lido di Venezia con l'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e Società Contemporanea tra i segni della persecuzione dei cittadini ebrei a partire dalla promulgazione delle leggi fasciste per la difesa della razza italiana. Da Venezia furono deportati in 243 e quasi nessuno tornò. Luca Colombo e Paolo Colombatti. Quanti di voi conoscono quella stele che c'è lì? Al Lido di Venezia le leggi razziali fasciste si applicavano perfino in spiaggia. Gli ebrei italiani potevano andarci, ma solo agli estremi, San Nicoletto e gli Alberoni. Eppure la comunità ebraica di Venezia continuò fino all'estate del 1943 a offrire un mese di colonia marina a bambini di famiglie in difficoltà economiche, senza fare distinzioni. Intanto Giacomo Dalla Torre, medico, primario dell'ospedale al mare, docente all'Università di Padova, aveva lasciato gli incarichi perché è ebreo. Riuscì a riparare in Australia. Prologo persecutorio allo sterminio nazifascista. Tracce di memoria che Stefania Bertelli ha raccolto in 5 itinerari per IVESER, l'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, con il contributo della Regione. Io sono figlia di un internato militare italiano e quindi ho conosciuto così la deportazione attraverso mio papà e questo mi ha spinto a studiare nel corso degli anni e approfondire la storia della Shoah. La guida si intitola Pietre d'inciampo, così l'artista Günther Demnig tedesco contrassegna simbolico risarcimento case di deportati da tutta Europa. Al Lido ne ha posate 4. Tina Bassani morì 14enne ad Auschwitz. Minime lapidi su cui ancora curvarsi 80 anni dopo fra cronache atroci dal vicino Oriente, rigurgiti d'odio, lugubri fascinazioni in un tragico vuoto di memoria.